Amici di Catalan TV e della Gazzetta Sarda, eccoci ancora una volta al splendido Teatro Civico di Sassari per il Bogues e Cordas World Strings Festival e questa volta abbiamo l'onore di avere qui il pioniere dell'arpa celtica in Italia, Vincenzo Zitello. Benvenuto. Grazie, ciao a tutti. E grazie appunto per darci questa possibilità di interagire all'interno di un percorso culturale, sebbene per pochi minuti, ma soprattutto musicale, ma anche poetico, se non sbaglio. Certo. Allora entriamo nel merito di questa serata qui al Civico con Fulvio Renzi, Sì, violinista, esatto. Graal. Allora, il Graal nasce in un omaggio per la Bretagna e al mondo gaelico, al mondo celtico, più britannico che della Bretagna, del Galles, perché dove lì ho preso questo strumento quasi 50 anni fa ormai. E Graal è il contenitore, è praticamente semplicemente anche la coppa con cui Giuseppe d'Arimatea ha raccolto il sangue di Gesù, ma è anche il calderone celtico, per cui ha un'analogia fra i mondi rurali, diciamo tribali, perché anche in Europa c'erano le tribù, e il mondo invece mistico, il mondo in questo caso cristiano e anche pagano, la parte spirituale dell'uomo. Per cui ho cercato in questo Graal di mettere insieme tutta una serie di personaggi che rappresentano un po' la memoria collettiva di un certo tipo di Europa, ma anche qui in Sardegna, perché quando sento come ieri i tenores capisco che c'è qualcosa di ancestrale che nutre questa terra, no? È qualcosa che in certi posti che si possono definire alla periferia dell'impero, no? Dell'impero anche romano, come cultura, sono rimasti, come dire, nei secoli un po' più emarginati ma anche più intatti, per cui con forze proprio, con espressioni molto più, come dire, vicine a ciò che è l'uomo nella sua essenza e nella sua comunione, perché tutti gli uomini piangono, soffrono, muoiono, vivono, nascono, per cui attraverso questo semplice, diciamo, esistere, in alcuni luoghi accade qualcosa di magico, che secondo me lo dà la terra, perché non a caso in India si fa la musica indiana, non si fa la musica sarda, in Sardegna si fa la musica sarda con i tenori, non ci sono da altre parti. Queste specificità fanno capire che la cultura ha un senso in più lati, sia in quello colto, con la C maiuscola, sia in quello invece tradizionale. Perché non dico popolare? Perché popolare è l'imitazione del colto, invece il tradizionale nasce lì e ha una sua identità e una sua energia. Infatti fanno territorio, fanno comune, fanno comunità, c'è gente che riesce, come dire, anche attraverso lo stare insieme a creare questo tipo di musica. L'ho visto ieri quando si toccavano, quando stavano insieme, quando cantavano alcuni testi, soprattutto mi ha colpito l'idea dei testi poetici, la poesia, la poiesis che attraversa le culture, no? Che attraversa le culture e diventa uno strumento per esprimere alcuni pensieri, alcune dignità umane che sono proprio legate al semplice, ma non al semplice perché al semplicistico, perché mi piace di più, no? Però cosa serve tutto questo? Serve a ricordarci che siamo uomini della terra, che noi viviamo su questa terra proprio perché abbiamo, come dire, un compito, sicuramente ognuno, non è il compito alto o basso, è un compito che crea proprio, come dire, questa socialità, questa società. Ecco, allora qui a un certo punto uno si domanda perché lo spirito, e automaticamente qual è la mia funzione qui, no? E la musica è uno strumento che aiuta tantissimo a comprendere e a sentirsi. E hai toccato degli aspetti molto particolari, simbolistici, certo, se vogliamo. Esoterici anche. Archetipici. Archetipici pure, certo. E allora in questa dimensione, dal momento che anche noi di Catalan TV e di Gazzetta Sarda, io personalmente mi occupo di questi aspetti, riprendiamo il discorso che hai toccato prima dell'aspetto poetico. Certo. Se è vero che noi in una terra come la Sardegna abbiamo un'esperienza poetica davvero di lungo corso, la musica e l'arpa sono legati all'aspetto poetico anche della cultura irlandese, scozzese. I bardi avevano questo strumento e tu sei il simbolo più diretto e il riflesso stesso, io voglio dirlo ai nostri amici, di questo genere di esperienza molto intima
lo strumento non è solo una No. sua voce, ma è la tua voce, e insieme siete Assolutamente. correlati da questo aspetto. Esatto. Allora, succede questo, per fare un po' di ordine. Non ho sbagliato. Non hai sbagliato. Allora, per gli irlandesi l'arpa era praticamente lo spirito dei poeti incarnato in terra. Cioè, se uno doveva dire cos'è un'incarnazione della poesia, dicevano l'arpa, per il suo suono, per ciò che evoca. E questa è una bellissima cosa. Però la cosa più interessante è la cosa che bisogna fare, è rendere reale, attuale queste cose. E questo è il grande pericolo, che invece prendano delle chine che non sono quelle per cui sono nate queste cose, non che non abbiano in sé un'evoluzione, perché ce l'hanno, l'uomo non è mica una pietra Certo. che rimane lì per millenni come Certo, un dolmen. ma nell'aspetto dello strumento musicale, Nell'aspetto strumentale è molto importante la poesia, e infatti io lavoro molto con i parchi letterari, con la Casa della Poesia di Monza. Ho pubblicato gli ultimi 2 album che sono assolutamente collegati, il penultimo e quello precedente, uno alle rose, che si chiama Le voci della rosa, che sembra una cosa banale la rosa, invece la rosa è un simbolo molto particolare che sta in tantissime culture, anche in modo esoterico, anche in modo anche molto... in ambito cristiano. Anche in ambito San cristiano. Bernardo di Chiaravalle Esatto, ha questa la rosa, esperienza esattamente, legata mistica. a questo simbolo. Esatto, ma anche tante altre sante, Certo, eccetera, certo. eccetera. Per cui abbiamo cercato, attraverso 9 poeti contemporanei, di toccare degli aspetti spirituali. Infatti alcuni titoli, per citarli: La rosa che non sa, e questo è legato all'amore, no? Spesso l'amore non si sa bene da che parte va, se rimane, se resta, se non resta, iniziano le storie, e questa è la rosa che non sa, esempio. Oppure Una rosa al posto del cuore. Qui Tiziano Fratus ha scritto questa poesia che racconta di un uomo che si sveglia la mattina e si trova una rosa al posto del cuore, ma lui dice: ma sto sognando, non sto sognando, fa tutta una serie di giochi, di considerazioni, certo. E alla fine dice: però le spine non mentono mai, perché lui a un certo punto sente le spine. Per cui tutta questa analogia tra la sofferenza, la meditazione, il ringraziamento e altri pezzi. Ad esempio, nel Mistero della rosa è un testo che ha scritto la Gualtieri, no? Sull'idea dell'essere e del mistero proprio stesso della vita. La rosa lo rappresenta molto bene, è anche un simbolo che sta sia nel paganesimo che nel cristianesimo. E suonando, anzi entrando in intimità, certo, con questo strumento così particolare, sì, diventi anche un narratore. Assolutamente. Di storie e anche di emozioni attraverso le corde. Assolutamente. E il suono. È quello. È questo il senso. Certo, perché... E qual è la tua esperienza in tutti questi anni? È un'esperienza in divenire o c'è un andirivieni, se posso dire, tra il tuo modo di essere musicista, ma anche di prendere dallo strumento stesso una filosofia, se voglio dire. Non so se sto entrando in... No. Allora, io e lei, io e l'arpa, facciamo una terza via, che solamente se ci mettiamo insieme diventa la terza via, se no non funziona. E la quarta via è col pubblico. Perfetto. Allora, c'è tutta un'interazione di energie che mi hanno portato a continuare a suonare l'arpa per quasi ormai 50 anni, perché già dall'inizio ho fatto una scelta spirituale. Ecco. Questa scelta spirituale non deve trascendere o togliere ciò che è materiale, assolutamente, certo. Però è un percorso, nel senso che a un certo punto si crea, come dire, un modo di cercare, un modo di scoprirsi, che lo fai, devi farlo in modo molto serio, perché comunque è una responsabilità verso te stesso per primo. Poi questa cosa va verso il pubblico e succede che uno scopre attraverso un concerto, attraverso delle emozioni, delle cose che gli appartengono profondamente, e questo rivitalizza anche qualcosa che sta dentro. Io credo di essere un musicista che, come diceva Stivell, do vita a un suicida. Lui mi ha dato questa definizione molto, me l'ha anche scritta poi sul libro, perché molto particolare, molto dura, sì, no? Certo. Perché comunque in questa realtà è difficile, no? Mettersi lì, sedersi, ascoltare l'arpa e entrare. Invece sarà il futuro quello di entrare in un rapporto personale, no? Fra le arti e il proprio essere. Ma come si fa? Se uno fa una ricerca spirituale, questa cosa la può condividere. Se fa una ricerca solamente estetica, questa cosa diventa solo una questione di maniera e diventa un estetismo e finisce lì la storia. E che è anche il senso stesso di questo spettacolo che voi esatto, portate e avete già portato nel Boghese Festival, oltre che ovviamente già in un percorso, certo. No? Un po' prima ovviamente del Boghese Festival, ma nel Boghese Cordas c'è anche questa una sorta di
piccolo viaggio all'interno di questo microcosmo sì, o macrocosmo, esatto. come possiamo definire la Sardegna No. nel vostro rapporto di questo viaggio con Graal? È il centro del Mediterraneo, lo sento appena vengo in Sardegna, e siccome sono due strumenti che usiamo, uno è Mediterraneo assolutamente, l'altro invece è gaelico. E queste due forze alla fine si troveranno insieme in un dialogo fra loro due, con però un musicista che le suona. Molto interessante. Esatto, questo finale del concerto è quello, cioè è la riunione, no? Non è la divisione, è l'unione del pensiero, delle energie che comunque hanno, come dire, una relazione poi comune. Ieri sono rimasto veramente molto colpito dai tenores, perché abbiamo fatto anche una piccola improvvisazione. Di Oliena, Di Oliena, esatto. Cioè dove ho sentito delle cose che ho sentito alle isole Haran, nei canti gaelici, perché l'ho studiati, che l'ho sentite nel canto della tradizione bretone, che l'ho sentito, cioè queste cose, come dire, trascendono veramente, è come se uno sale una scala che porta allo stesso posto. E nonostante il linguaggio, la tecnica sia diverso, sono sicuro che se metti un cantante del Guerz si chiama, no? Che è un canto di lamentazione, chiamiamolo così, no? O il cantarec scozzese, no? Da dove vengono fuori, non c'era la notazione, doveva imparare, doveva essere più, no? E sono pastori anche tanti lì, no? Ecco, se tu metti queste due cose, secondo me si comprendono, cioè magari non capiscono, la mente non capisce, ma l'anima capisce. Questo è molto salto. molto molto bello. Ora per chiudere, per concludere, Sì. se sei d'accordo, volevo riallacciare il discorso ovviamente dello spettacolo dall'altro musicista presente, Certo, Fulvio Renzi. grande professionista, Certo, grande artista certo, su questo, certo. e anche con uno strumento davvero di grande valenza poetica e di grande ispirazione. Ecco, allora, Qual è il ruolo stesso all'interno di questo connubio? Sì, una cosa che ho notato nel tempo, allora, il violino è uno strumento tipicamente italiano, è stato inventato nel 600 nella pianura padana, ma neanche la pianura padana, quasi anche sul lago, perché Guarnieri del Gesù era... Ecco, la cosa interessante è che questo è uno strumento fortemente italiano, questo qua è uno strumento fortemente invece gaelico, scozzese o irlandese, no? E le cose si sono, come dire, si sono trovate anche qui. Sono due voci che non contrastano nel senso proprio anche culturale, proprio spirituale. Per cui questa idea di mettere insieme questi due strumenti, allora dovete sapere che io ho studiato violino quando ero molto piccolo. Anche viola. Viola, certo. Sono un violista soprattutto. Quindi arrivi da quell'esperienza. Arrivo da quell'esperienza, viola, violoncello, ho combattiato quando avevo 15 anni, sì, no, 16 anni, 17, ho fatto la prima... Siamo negli anni 70. 75, ho fatto la prima tournée con lui, no? Ed è stato formativo, perché voi capite, un personaggio come Battiato, a quell'età, come dire, uno che ha 12 anni più di te, che stimi, no? Che attenzione, gli urlavano buffone quando suonavamo insieme perché facevamo delle sperimentazioni, no? Era già avanti in un momento in cui qualcuno voleva ancora rimanere indietro. Esatto, brava. Però quello era già Franco Battiato, non era un'altra persona. No, certo, per cui quando lui ha deciso, ha detto basta, adesso mi do la musica contemporanea, per cui facciamo la sua musica suonata per quartetto d'archi, queste cose qua. Poi a un certo punto ha detto basta, adesso mi metto a fare le canzoni. Noi siamo rimasti un attimo come le canzoni. E quindi tu hai preso, diciamo così, è stato un maestro, un maestro quella via spirituale. Poi ti sei riportato e rapportato a uno strumento. Certo. E ora incontri un altro strumento che ti riporta un po' alle tue origini, se vogliamo. Ma certamente come il violino, certo. Ma che oggi e in questo momento e anche con questo spettacolo, che forza e qual è la forza? La forza è il dialogo che, allora, siccome Fulvio Renzi suona dei miei dischi dal 1998, per cui abbiamo, come dire, ci comprendiamo. Per farvi un esempio, quando lui suona, io suono l'arpa e allo stesso tempo vedo le note che fa col violino. Molto interessante. Perché è una cosa che da piccolo, capito? Per cui un po'... Quindi è una sinergia. È una sinergia perfetta fra due entità, non unicamente di corda e di legno, ma di cuore e di anima, certo.
Siamo con Fulvio Renzi e anche con Vincenzo Zitello, perché ci ha raggiunto Fulvio per ricordarci che cosa accade qui oggi al Teatro Civico di Sassari, cioè una esperienza musicale che ha anche una dinamica poetica, una dinamica, io anche dico, e l'ho detto anche prima con Vincenzo, filosofica, perché c'è un rapporto stretto anche con lo strumento, non solo per quello che è anche un curriculum di un musicista che deve rapportarsi, diciamo, negli anni, giusto, sia col pubblico e con grandi nomi. Il nome stesso di Fulvio Renzi oggi è legato al violino, uno strumento davvero interessante, forse un po' difficile per un orecchio odierno, medio, voglio dire, oserei dire io così, non me ne vorrete, capire qual è l'esperienza poetica di uno strumento così importante da suonare, certo, da vivere. Sì, Sbaglio? da vivere, Da vivere, ho detto bene. sì, Ora siamo qui, dici un po' di questo strumento e del concerto di oggi. Certo, allora vi racconto della mia esperienza con questo strumento. Insomma, io ho iniziato veramente presto, no? da bimbo con questo strumento, studiando al conservatorio e poi ovviamente crescendo ho deviato, diciamo, dalla musica classica, quindi ho percorso altre esperienze e noi ci siamo conosciuti più di 30 anni fa in pratica, no? Io avevo 18 anni e lui mi ha invitato su uno dei suoi album a suonare e poi non ci siamo, cioè un sodalizio che continua ininterrotto da allora. E che cosa significa unire, ne abbiamo già parlato un po' con Vincenzo, ma adesso lo voglio chiedere dalla tua parte, no? Unire questo strumento così particolare, legato a una tradizione, anche una grande tradizione ovviamente di musica italiana, di musica anche, insomma, che va a ridosso, insomma, dei secoli indietro, con uno strumento che non ha, diciamo, un legame così diretto alla nostra cultura, ma ha un legame diretto più a una cultura molto più antica. Nordica anche, E se molto vogliamo, più antica. è molto più. Quindi certo. Cosa significa rapportarsi anche in uno spettacolo del genere come Graal vuole ovviamente comunicare al pubblico? La musica di Vincenzo verte proprio su questo tipo di ricerca, la sua ricerca da sempre, no? Ricerca più spirituale. Sì, infatti ne parlavamo di questo aspetto. Ma il tuo ruolo è questo strumento, come la vedi tu? Diciamo lo sviluppo di tutto questo mondo poetico musicale. Allora, in ciò che facciamo in questo duo vengono fuori. Sì, si crea. Le note dei temi così sono fatti alcuni all'unisono, la maggior parte sono all'unisono. Incastro totale. E in un incastro molto, in alcuni casi molto complesso a livello tecnico, sì. No? Quello che ascolti non è più uno strumento insieme a un altro, tu senti una voce unica. No? E questa è la magia di questo concerto. Cioè, secondo me il rapporto di Fulvio, perché io ho fatto tantissimi anni concerti solistici, è quello proprio di rimarcare ancora di più, attraverso la sua personalità, il suo suono, il suo modo di eseguire la musica, il suo atteggiamento anche verso la spiritualità, perché è una persona che comunque anche lui ha sempre molte molte di ricerca personali. Certo. Ecco, in questa fusione ogni tanto ne parliamo, è come se a un certo punto perdiamo il contatto, in un certo senso, le mani se ne vanno tutte da sole, sì. E si crea, come dire, una forza spirituale che viene comunicata al pubblico. Questa è la cosa molto misteriosa. Interessante. E ritornando, se mi permettete, al discorso che facciamo sui simboli, no? E certo, sono quelli, Mi viene sono gli archetipi di alcune cose che noi abbiamo, come dire, non nella forma stessa del linguaggio, ma nella sostanza del linguaggio, che è una cosa molto diversa, perché la forma può nascondere, come dire, un modo, un'educazione, no? Invece quando questa forma prende una parte più spirituale, più reale, sembra paradossale, ma la sostanza è quella spirituale. E allora forse attraverso, oserei dire questo, se me lo permettete, spero di sì, che attraverso l'elemento delle corde dei due strumenti forse si crea una sorta di tessitura, posso dire così, poetica, musicale, che diventa una trama davvero importante. Noi cerchiamo proprio poi alcuni brani specificamente, no? Che sono molto intensi anche per noi, tipo Arian Road sì. E altri. Perché Arian Road, per dire, è un brano che praticamente la mamma di una ragazza che suonava l'arpa mi ha telefonato, siccome aveva
il numero di telefono questa ragazza qui, giovanissima, che ogni volta che la incontravo mi faceva 6.000 domande, mi ha chiesto come fai questo, come fai quell'altro, gli davo delle dritte, così normale come si fa con i musicisti, no? Un giorno mi chiama questa signora che io non conoscevo, pensavo che era questa Stella, e mi dice: Stella è morta, non c'è più, so che lei amava tantissimo la tua musica, io devo disperdere le ceneri e voglio che tu vieni a suonare e scrivi un pezzo per lei. Era sul disperato, come potete immaginare, no? Per cui ha messo giù il telefono. Questa cosa qui mi ha dato una spinta, che ho raccolto questo aspetto della sofferenza, della pietà, anche della compassione, perché comunque ci si può trovare tutti in una condizione del genere, e ho scritto questo Arian Road. Però questo Arian Road è un pezzo per arpa, ma il violino è fondamentale. Se manca il violino in questo pezzo, manca quella forza, esatto, manca quella espressività. Esatto, perché nel disco c'era proprio già il violino, e lui fa la parte che a me ogni volta che la facciamo ci commuoviamo, perché veramente, addirittura lei, questa era valtellinese, abbiamo suonato in un santuario importante della Valtellina, abbiamo avuto l'impressione che questa ci girasse intorno. C'era stata un'impressione, capito, il posto, la gente, però la gente piangeva, e io non è che ho detto questo pezzo è dedicato, capito? È arrivata una sostanza. Ecco, io cerco nella musica, imparato da Franco Battiato, perché cerco di non fare il cabaret della musica o l'intrattenimento, cerco un aspetto più spirituale. Questa è stata anche la mia fortuna, perché ormai ho quasi 70 anni e il mio atteggiamento verso la musica non è diventato una noia, perché per quello che sono riuscito e per quello che non sono riuscito, è stato sempre comunque qualcosa che mi ha permesso interiormente di nutrirmi e di andare avanti. E quindi quel famoso, come dicevamo prima, quel divenire, insomma, certo, no? Che non ha una meta, ma forse è il viaggio stesso. Esattamente. E allora possiamo veramente concludere qui, amici della Gazzetta Sarda e di Catalan TV, con due maestri della musica che offrono alla città di Sassari un percorso, un viaggio e forse anche una ricerca di quegli elementi che probabilmente voi che ascoltate, che venite a godere di un concerto, magari cercate e non trovate così pienamente, ma è proprio l'elemento della musica e i due maestri che ci ricordano che questi elementi nelle nostre emozioni possono essere davvero una cosa importante, forse anche una radice, come dicevamo un po' prima, le radici stesse. Certo. E allora io vi ringrazio. Grazie. Fulvio Renzi, Vincenzo Zitello, amici della Gazzetta Sarda di Catalan TV, godete della musica. Bogues e Cordas World Strings Festival vi ha regalato anche questo. Un saluto a tutti voi. Grazie. Con Beppe Dettori, uno dei due direttori artistici del Bogues e Cordas World Strings Festival, nella cornice del Teatro Civico per questa tappa, per questa data, che non è la fine di un percorso
molto importante, ma è un momento in cui è possibile fare un punto della situazione, se così vogliamo dire. Non vorrei sembrare al di fuori di quello che è l'animo stesso. Sì, vedere un po' come il polso della situazione del festival. Anche perché gli ospiti di oggi, insomma, Vincenzo Zitello e Fulverenzi, arrivano da una serie di date, e quindi insomma questo festival sta regalando ancora una volta nomi, momenti importanti, grazie alla vostra regia. Abbiamo voluto proprio dedicare una settimana all'arpa, e dove vi erano protagonisti Vincenzo Zitello e Fulvio Renzi, ma sarebbe stato protagonista soprattutto Alan Stivell, che ahimè per motivi personali, di salute, ha dovuto declinare questo invito, e ha passato, diciamo, il testimone al suo carissimo amico Vincenzo Zitello, con cui hanno suonato assieme, per tantissimi anni hanno sperimentato assieme, scambiandosi proprio informazioni sullo strumento e sulla poetica di questo strumento. Bellissimo. Poi questa settimana è iniziata a Macomer giovedì scorso, poi venerdì a Iglesias, ieri al santuario di Bonaria, è stato veramente Cagliari, mitico, dove doveva esibirsi Alan Stivell. Abbiamo sopperito con una magica esibizione dei tenores Populusardo di Orosei, di Oliena, Oliena, perdonatemi, lapsus, con i quali poi abbiamo fatto una jam session finale assieme a Zitello e Renzi, e i tenori Populusardo di Oliena, e io e Raul, dove ci siamo anche noi scambiati le informazioni musicali, più che altro le sensazioni artistiche di cosa stavamo vivendo in quel momento, perché era veramente una situazione magica. È tutto molto veramente interessante, molto bello, perché ci riallaccia a quello che abbiamo già detto anche con Vincenzo, ma anche con voi già qualche giorno fa, e anche con gli altri artisti che insomma noi abbiamo avuto il piacere di ospitare qui nella Gazzetta Sarda e su Catalan. Insomma, questo festival mi pare ancora più di capire che non è solo una struttura tecnica. No. C'è un elemento umano in cui tu e Raul siete il fulcro. Io questo l'ho visto, lo voglio ribadire, e anche il fatto che partecipiate all'interno di queste, come tu hai detto, fusioni, ma in realtà sono elementi veramente di unione, di comunione, di un ambito in cui voi stessi siete i portavoce, siete coloro che organizzano questo, ma siete anche un pezzo, una parte di questo grande strumento vocale di corde insieme agli artisti. Sì. Cioè non è un caso, non è un qualcosa di costruito. Questo noi vogliamo ribadirlo. Sì, perché come dice sempre Raul, perché poi spetta quasi sempre a lui introdurre questo discorso, dove noi abbiamo cercato, con l'aiuto della Fondazione di Sardegna, ma soprattutto della Regione Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione, la Grimaldi Sardegna, a avere dei contributi per cercare di creare un po' di valore, e credo che sia con l'edizione dello scorso anno che con questa stiamo proprio centrando l'obiettivo, quindi stiamo cercando di portare quello che a noi piace, che poi fa parte del nostro background musicale, cioè Raul suona l'arpa celtica, io canto e suono la chitarra, cerco di sperimentare le diplofonie e le multifonie, così non diciamo espressamente artistico il motivo, ma più meditativo, e quindi ci si allaccia poi al discorso che stavi dicendo tu, che non è solo puramente esibizione fine a se stessa, ma è proprio un cercare di entrare dentro, attraverso la musica, dentro una profonda introspezione di noi stessi. Questo è il Bogues e Cordas World Strings Festival, e allora terminiamo qui questa breve ma bella chiacchierata. Ma guarda, soprattutto volevo dirvi che sì, la prossima settimana ci sono altri 2 concerti strepitosi. C'è Rachele Andrioli che farà il 5 e il 6 a Sassari e Cagliari. Perfetto. E poi lo stesso giorno il 6 concerto doppio con John Gom, che veramente
abbiamo voluto chiudere in bellezza. Imperdibile, È imperdibile perché è veramente un fenomeno, sia con la chitarra che con la voce. Appuntamento dove? Vecchio Sassari, Mulino a Vecchio Sassari, Mulino. il 5 e il 6, Rachele Andreoli, John Gom, il 6, e Perfetto. il 6 a Casa Saldi, Rachele Andreoli, e il 7 A al Cagliari. B-Flat, John Gom a Cagliari. Perfetto. Allora continuate a seguire il festival, continuate a rapportarvi con una dimensione al di fuori di quello che probabilmente in altre occasioni siete stati abituati a vedere, non me ne vogliano gli altri ovviamente, ma questa è la voce di Catalan TV e della Gazzetta Sarda, è la mia personale che si permette di dirvelo, ve lo vuole dire, ve lo vuole raccontare. Allora grazie ancora a Beppe, un saluto anche a Raul. lo Grazie facciamo. assolutamente a Raul, ma grazie soprattutto a te e a Catalan TV che ci ha concesso E Gazzetta Sarda anche, questa cosa con questo. bellissima che fate di documentare il nostro sogno. E noi siamo felici di questo. Allora un saluto a tutti voi.